Presentata a Sciacca nell'aula magna dell'Istituto Nautico Don Michele Arena la sesta edizione del progetto nazionale di Mare Vivo denominato Nautic in Blue, finalizzato a sensibilizzare gli studenti che vogliono inserirsi negli ambiti lavorativi del settore nautico e del suo indotto. I saluti istituzionali sono stati fatti dal luogotenente Triolo, in rappresentanza della locale capitaneria di porto e dall'assessore all'ambiente del comune di Sciacca e dal presidente di Mare Vivo Sicilia Fabio Galluzzo insieme alla sua direttore Mariella Gattuso. Hanno presentato anche la nuova programmazione delle attività, lasciando la parola ai prestigiosi relatori che hanno affrontato temi che caratterizzano l'intervento, cioè i cambiamenti climatici, la transizione ecologica, la gestione dei rifiuti, l'economia circolare, la bioeconomia, l'importanza della biodiversità e le grandi emergenze ambientali che mettono a rischio il futuro del nostro pianeta. Agli studenti è arrivato anche il saluto del responsabile delle risorse umane Tiziano Minuti della Caron de Tourist Service, un'azienda che sostiene Mare Vivo lo sviluppo del progetto Nautic in Blue. Il progetto anche quest'anno si arricchisce della collaborazione di importanti enti di ricerca che da anni conducono studi approfonditi sullo stato del mare, delineando una situazione di grave pericolo che richiede indifferibili interventi strutturali e non solo da parte delle istituzioni preposte, ma anche da parte delle comunità chiamate a impegnarsi in azioni di prevenzione e difesa e modificare atteggiamenti e comportamenti che incidono sulla sopravvivenza dell'ambiente naturale. I temi che caratterizzano il progetto sono stati affrontati anche dal dottor Cuffari dell'ARPA Sicilia. Riferendosi allo specifico sistema marittimo, ha introdotto i concetti di economia circolare, le cause principali dell'inquinamento delle acque, la perdita della biodiversità e le opportunità offerte dalla moderna microeconomia, non solo a vantaggio del sistema produttivo, ma anche a fronte di un nuovo orientamento professionale. Il prossimo appuntamento è fissato per il giorno 16 gennaio, nel quale lo staff di Mare Vivo insieme agli esperti presenterà il progetto agli studenti di Caio Duilio di Messina